Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che quotidianamente cerca di raccontarvi un pezzo della storia dell'Occidente, provando a trovare in quel pezzo i pezzi della nostra storia. Abbiamo raccontato la settimana scorsa di un processo molto importante, un processo anche poco conosciuto dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale. È un processo che coinvolge tutta la Grecia antica, tutta la Grecia arcaica e che potremmo chiamare un processo di dissoluzione. C'è una coscienza antica, c'è una coscienza arcaica che faceva parte integrante della storia dell'umanità. Questa coscienza antica, questa coscienza arcaica ci ha accompagnato in tutto il percorso che abbiamo attraversato lungo tutte queste puntate che ci hanno visto indagare il mistero dell'uomo dalle origini fino appunto al mondo arcaico, al mondo greco. Questa consapevolezza viene spazzata via lentamente da due forze storicamente, culturalmente imponenti. La prima forza è una forza migratoria, la migrazione dei Dori, la migrazione dei popoli indoeuropei che arrivano e spazzano sulla Grecia un vento completamente nuovo. Ma questo ci porterebbe indietro di qualche secolo. Infatti il processo che stiamo descrivendo comincia con la migrazione dei Dori, comincia con la migrazione dei popoli indoeuropei, ma si compie, si completa soltanto con la dissoluzione della monarchia greca. La Grecia smette di essere una realtà monarchica e comincia ad essere una realtà cittadina legata alla polis. Una realtà così legata alla polis che queste stesse città diventano punti di riferimento le une delle altre. Si crea un rapporto tra madrepatria e colonia. Si creano delle colonie, da prima a Oriente, la prima colonizzazione che colpisce soprattutto la Ionia, l'attuale Asia Minore, e poi a Occidente, la seconda colonizzazione che va a toccare principalmente la Magna Grecia, la zona della Sicilia, della Calabria e del sud della nostra penisola. Ecco, in questo periodo che abbiamo visto essere attraversato da delle profonde come dire, forze che esprimono un profondo sentimento dell'uomo, no? L'epica, vi ricordate la poesia, Omero, Esiodo, e vi ricordate poi le grandi produzioni legate alla letteratura greca arcaica dei primi grandi poeti. In quest'epoca avviene un processo lungo, quindi parliamo di un processo lungo 400 anni, di dissoluzione della coscienza arcaica, dell'umanità arcaica. È un lento passaggio quello che passa dall'arcaismo a un'epoca invece antica, che ha la sua forza nel fatto che questa dissoluzione non distrugge. Questo processo di dissoluzione che parte con l'invasione di popoli stranieri e che culmina in un processo di migrazione, di colonizzazione e di trasformazione politica e sociale, questo processo non distrugge ma genera. La dissoluzione dell'unità, la dissoluzione della forza centrale, centripeta della monarchia greca non comporta una distruzione del mondo greco, ma una sua rigenerazione. Quasi se come i processi di frammentazione, se come i processi di dissoluzione portassero con sé una sorta di rovina di un mondo, ma portassero dentro di sé la gestazione di un altro mondo. È qualcosa, e mi rendo conto, anche di complesso, di complicato da comprendere, però non nascondiamoci dietro un dito, è un po' quello che assistiamo noi oggi. Noi oggi assistiamo a un tramonto cominciato non oggi, a un tramonto che ha una storia di secoli, a un tramonto di una società, a un tramonto di una storia che sembra distruggere, rovinare il passato, ma che in realtà è foriero di nuove nascite. E queste nascite sono nascite periferiche, sono nascite che non sono convenzionali, sono nascite che non avvengono in un centro definito, ma che avvengono in più centri. Si passa da un potere unitario, da un potere monolitico, da un potere chiaro e definito a qualcosa di indeterminato, al punto che le più grandi forze della Grecia non vengono prodotte in Grecia in quest'epoca, ma vengono prodotte nelle colonie, nella Ionia e nella Magna Grecia. È lì che nasce la filosofia. Abbiamo detto la settimana scorsa che questo movimento dissolutorio si chiama movimento dionisiaco e che al termine di questo movimento dionisiaco ecco che emerge una nuova consapevolezza dell'uomo, una nuova consapevolezza della vita.
dalla periferia, dalle zone più remote del mondo. È lì che parte una nuova storia.